Chi l'avrebbe mai detto? Ritrovarsi a girare tutto il Veneto in cerca di artisti jazz. Non è normale parlare di jazz oggi, è troppo serio, non interessa a nessuno. Quelle note strampalate da fuori di testa, quei nomi strani, bebop, hard bop, free, cool. Ma allora perché il Veneto è così ricco di festival, concerti e grandi musicisti? E perché questi musicisti sono considerati introversi e poco simpatici? Beh, da come si salutano non si direbbe. Cerchiamo allora di andare alla scoperta di questo mondo e sfatare i luoghi comuni attraverso un journey, un viaggio appunto, per capire meglio questo linguaggio musicale ed i suoi protagonisti. Questa Villa Veneta è il ritrovo suggestivo di questi artisti che provano dei pezzi per il nuovo disco, in pieno spirito collaborativo, in un'atmosfera rilassata e divertente. Provare a suonare le note scritte su carta, frutto di creatività e di una visione personale, è un passo necessario per poi arrivare preparati in studio di registrazione. Tutto questo ha un nome: Interplay. Interplay è interazione, sintonia, passione. Però questa è la parte di Bruno in sostanza, che fa. Stai scherzando? Cioè, ma ti rendi conto che questo disco... No, ma stiamo scherzando? È la parte di Bruno, è un controcanto. No, ma ti rendi conto di cosa sta succedendo? Cioè, stiamo facendo è il terzo pezzo. Ripetuto in 1000 modi diversi. Esatto, Prince, quello lì, ti piace? Che bello quel disco. È sempre lo stesso pezzo. Però non suoni altri. Cioè, non posso credere, anche qua. Tre tocchi, una frase, tre tocchi. Puoi dire che faccio i pezzi difficili? No, ti fa uno solo e ti fa un disco. Nello studio di registrazione l'atmosfera è più professionale. L'idea iniziale prende forma, si cerca il suono migliore per ogni strumento, si trova la giusta concentrazione. Un brano jazz si scrive creando una struttura, un territorio definito, il cui perimetro determina lo spazio creativo dove ogni componente del gruppo può esprimersi. I musicisti vivono il momento della registrazione in pieno spirito jazz. Suonano tutti insieme, assaporano intensamente ogni secondo, ogni nota, consapevoli dell'unicità del momento. E poi non finisco là come voi. Finite tutti e due all'unisono? Sì. No, io sono Finisci sempre con la terza con i- sopra, ma esatonale. La terza maggiore. Il solito diverso. No, ho sbagliato, faccio questa qua. Io faccio così, le ultime due note. Riproviamo questa finale? Paolo recicla. Two. Il solista improvvisa sulla sequenza degli accordi, ovvero sulla struttura del brano. Per ciascun pezzo ci si limita a 2 registrazioni. In ogni sessione l'artista esegue assolo diversi e mai ripetitivi. Ogni ripresa, chiamata take, è unica ed originale. Troppe ripetizioni aggiungerebbero elaborazioni scontate, prive della freschezza originaria. La fatica viene stemperata da un po' di buon umore. Ogni disco segna una tappa importante per la vita di un artista, soprattutto per questo linguaggio musicale. L'attenzione è rivolta all'ascolto e l'autore viene assalito da 1000 domande. Sarà tutto a posto? Potevo entrare prima con il sassofono? La tromba troppo alta? No, così va bene.
Ora che il lavoro è svolto, resta l'incognita del giudizio del pubblico. Partiamo da Padova, città tra le più attive nel proporre jazz, famosa per il suo festival e per i concerti seguiti da un numeroso pubblico di appassionati. Per cercare di capire meglio quali sono stati i protagonisti, i luoghi, i fattori determinanti che sono all'origine del jazz, dobbiamo affidarci alla conoscenza di studiosi, artisti ed esperti. In questa città incontriamo il primo dei nostri interlocutori, è il professor Luca Cerchiari, che oltre ad aver scritto diversi libri e saggi sulle origini del jazz, è studioso di civiltà musicale afroamericana e docente presso il DAMS dell'Università di Padova. Definire il jazz e capirne le origini non è così facile. Molto si è detto e scritto, tuttavia si può tentare di focalizzare il carattere socioculturale da cui il jazz è nato e delineare un periodo storico in cui questo genere musicale è apparso per la prima volta qui da noi in Veneto. Cos'è il jazz? Domanda impegnativa a cui posso in primo luogo dare una risposta di tipo emotivo citando Thelonious Monk, uno dei grandi della musica afroamericana, che disse: il jazz è un graffio nell'anima. Ecco, in un senso culturale e scientifico più stringente possiamo dire, visto anche che siamo, come vedete, in un'università, quella di Padova, che il jazz è un linguaggio musicale contemporaneo che ha saputo forse più di ogni altro sintetizzare mondi apparentemente lontani e inconciliabili: l'Africa, l'Europa della musica colta e popolare e l'America pre-jazzistica, l'America del Settecento e dell'Ottocento. Ma il jazz è naturalmente anche legato a un suo momento di nascita specifico, il 1917, quando il primo disco di questa espressione musicale fu inciso dalla Victor e da un gruppo, la Original Dixieland Jazz Band, il cui leader era un trombettista di origine italiana. Per concludere, in sintesi possiamo dire che il jazz è oggi una lingua musicale appartenente a tutto il mondo, che da queste riconosciute e conclamate origini americane ha saputo produrre un effetto di ritorno, un effetto a rovescio, influenzando nuove correnti jazzistiche europee, ma persino africane, persino asiatiche, possiamo dire planetarie. Appartiene dunque a tutto diritto al novero delle espressioni più alte della civiltà contemporanea. La bellezza del jazz è una musica naturale dove le fusioni tra varie culture sono avvenute in modo naturalissimo, cioè senza il minimo, no, perché tu pensi cos'era New Orleans, c'erano i neri che però avevano completamente dimenticato, gli avevano cancellato la memoria, quindi il ritmo del jazz è un ritmo che ha una parentela lontanissima con l'Africa, non è come per esempio dove c'è stata la colonizzazione spagnola, hanno mantenuto, hanno lasciato che conservasse, per esempio non so, a Cuba ci sono ancora oggi dei neri che sono magari terza generazione che suonano dei ritmi originali del Congo, ritmi che hanno secoli, così come in Brasile ci sono neri che sono lì dal Settecento e che comunque hanno conservato, mentre invece in America no, non c'era, gliel'hanno cancellata, però era rimasto nel DNA questo rapporto fisico, no, col tempo. Per cui è nata questa cosa da dei neri a cui hanno cancellato la memoria, che sono mescolati con dei creoli, quindi gente con origini francesi o spagnole, con la musica sacra inglese, con la musica degli italiani, perché a New Orleans era pieno di siciliani. Infatti il primo disco di jazz dell'Original Dixieland Jazz Band del 17, il leader della band era Nick La Rocca, che era un siciliano, credo di prima generazione, se non addirittura nato in Sicilia. E uno dei brani più famosi della storia del jazz, che è Tiger Rag, fu scritto da Nick La Rocca, tanto per dirne, poi potrei dirne altri 1000. Noi eravamo degli appassionatini, erano ragazzini, io avevo 19 anni alla fine della guerra, e insieme al mio amico Giampiero Boneschi, che poi è diventato un grande musicista,
ci siamo reincontrati e lui mi disse: ma io suono un po' il pianoforte, io un po' la chitarra. E abbiamo cominciato a vederci. E lui aveva un giradischi, io non ho mai avuto giradischi in quell'epoca, dopo, più tardi, non avevo la radio, in casa mia non c'era niente. Allora ho cominciato a sentire queste cose a casa di Giampiero Boneschi e si ascoltavano dischi che qualcuno era riuscito ad avere, ma erano vecchissimi, o prima della guerra o qualcuno di sfroso ha avuto durante la guerra, ed erano dischi di Benny Goodman, di Armstrong, di Fats Waller, di musicisti dell'epoca. E poi scoprì un chitarrista, Django Reinhardt, col quintetto dell'Hot Club de France insieme a Stéphane Grappelli, con i quali poi ebbi la fortuna di suonare a Milano nel 1949. Quindi, però quella fu un'epoca dove il jazz si diceva: ed ora suoniamo del jazz. Beh, e che cos'è? C'era della gente che lo chiamava juz. C'è stato un inizio che va molto indietro nel tempo, molto più di quanto si pensi, nel senso che i vecchi appassionati che hanno cercato di fondare un'associazione proprio per la diffusione di questa musica risalgono addirittura all'anteguerra. C'è un jazz club a Padova che si chiamava Hot Club Padova, cito a memoria, potrei anche sbagliare, che è stato fondato da Renzo Forcellini nel 1938. Forcellini è ancora vivente a Roma e sì, ogni tanto così ricorda questi tempi eroici, perché è veramente difficile anche per via dell'establishment che c'era allora, che non voleva sentir parlare del jazz a livello ufficiale, perché poi ce l'avevano in casa. Mussolini aveva 2 figli, uno appassionato e uno addirittura pianista, insomma, quindi era una contraddizione. I primi musicisti importanti veneti che il Veneto ha dato al jazz sono stati sicuramente i sassofonisti Claudio Fasoli, che è nativo del Lido e che si è formato a Venezia musicalmente alla fine degli anni 50, e un altro sassofonista abbastanza meno conosciuto ma molto importante per il jazz degli anni 60 italiano, che si chiama Giorgio Baiocco. Questi sono i primi grandi musicisti. Poi subito dopo, anche questo della generazione precedente, è il grandissimo sassofonista Renato Geremia, che fu tra i primi a suonare a Venezia già negli anni 50 jazz. Diciamo che secondo me il Veneto ha respirato un po' il jazz con gli anni 50 e con l'arrivo della grande moda del cool jazz. Jazz americano e jazz europeo. Un problema molto affascinante. Ecco, in primo luogo potrei dire questo, che dobbiamo andare un attimo indietro e vedere il contributo che ha dato l'Europa alla nascita del jazz. Contributo che è stato messo in luce da studi recenti, tra cui anche i miei. Ricordo il mio testo Bonpiani intitolato Il jazz, che ha dei capitoli appositi proprio su questo. La musica colta e popolare europea ha contribuito da diverse aree del continente a definire alcuni tratti che il jazz ha poi valorizzato e modificato, anche ovviamente nella sintesi con gli elementi africani. Naturalmente poi nasce il jazz, attraverso il disco e la radio si diffonde nel mondo, arriva velocemente anche in Europa, ma arrivano anche i musicisti americani. Alla fine della Prima Guerra Mondiale un'orchestra militare inviata dal governo statunitense in Francia, a Parigi, rimane in distanza per alcuni mesi nella capitale francese. Questo permette ai musicisti americani di entrare in contatto con i musicisti francesi. Questo genererà la nascita di un jazz europeo che nell'ambito di ormai quasi un secolo è diventata una realtà matura, una realtà autonoma, anche nella misura in cui ha saputo misurarsi recuperando e valorizzando elementi della tradizione europea, tanto del folklore, della musica di tradizione orale, quanto della musica colta e della musica contemporanea. I migliori jazzisti europei e anche italiani in questo senso oggi non hanno nulla da invidiare ai colleghi americani, con cui spesso collaborano. Alcune delle più importanti etichette discografiche americani vedono sempre più gruppi misti, o il caso più recente, che riguarda anche musicisti italiani, vedono in catalogo anche solisti e leader europei.
Infine, quindi, in sintesi possiamo dire che oggi questa grande lingua musicale ha nell'Europa e nei suoi esponenti una parte molto rilevante di contributo e che più in qualche modo il tasso di europeità anche nazionale è presente nei musicisti di jazz europei, più la loro contribuzione a questa storia musicale contemporanea risulta particolarmente significativa.